nuova puntata di Nord Estate, ormai siamo agli sgoccioli, ultima settimana di programmazione per questo programma che vi ha un po' accompagnato per tutta l'estate. Oggi parleremo di un tema anche molto affascinante, avvincente. Parleremo di comicità, di teatro, ma in particolare del teatro comico, del cabaret. Lo facciamo con Davide Stefanato, che vado subito a salutare. Ciao Davide. Ciao, ciao E Elena. ben arrivato anche Grazie, su è stato un Telechiara. piacere. Allora, dico così perché insomma è un volto televisivo, insomma noto perché da anni, portate in giro i vostri spettacoli. Sì, nelle emittenti locali, quindi vi locali. aspettiamo anche da noi. Ma quando Lanciamo vuoi, un po' questa quando cosa. volete, noi arriviamo qua. Quando Esatto, volete. Sì. esatto. Allora Davide, cominciamo subito che poi il tempo è sempre tiranno. Parliamo di comicità. Tu sei un attore, Sì. un autore, tra l'altro Sì. per te, ma anche per altri, sì. per altri, per colleghi, per altri attori e soprattutto comico, Sì, quindi sì, cabarettista in assolutamente. questo caso. Sì, sì. Raccontaci un po' la tua storia, hai un curriculum importante e anche Ti molto, ringrazio. molto ricco. Com'è nata un po' questa tua passione che poi è diventata la tua professione? Allora, diciamo, prima di tutto che nel mio curriculum c'è una cosa importantissima che è aver lavorato con te. Ecco. Anni fa, io e Adesso lo te scriviamo su. Vabbè, già, abbiamo è fatto vero, un laboratorio è vero. bellissimo, Elena è bravissima a recitare, ve lo Questa dico. la stavamo dicendo fuori onda, ma non importa. Va bene. In ogni È caso, io vero, devo è dire una vero. cosa, ho cominciato a fare questo mestiere grazie soprattutto a 3 persone, giusto anche essere riconoscenti. La Certo, prima è la certo. Paola Brolati, un'attrice fenomenale di Mestre, che mi ha insegnato i primi rudimenti del cabaret, mi ha insegnato come si sta proprio sul palco. I secondi sono i fratelli Manfio, Sergio e Francesco, alias gli alcuni, grandissimi, che mi hanno permesso di diventare uno sceneggiatore a buon livello, devo dire grazie a loro. E il terzo è Fred, il mio collega, che ha inventato il Bepi Maria Show, ex Risi e Bisi. Io ho cominciato lì con loro e da cosa nasce cosa e siamo riusciti a diventare un buon gruppo di cabaret, insomma, a livello veneto, extra veneto, che ha un buon riscontro, insomma, nelle sagre, nelle feste, in Certo, in televisione. televisione, anche in rassegne magari locali, però insomma di Sì, tutto sì, il Veneto rispetto, lo giriamo tutto e anche un po' assolutamente fuori. di tutto rispetto. Quindi attore e autore, appunto, teatrale, non solo per gli adulti, se Sì, vogliamo, ma anche per i per più i bambini, piccoli. sì, sicuramente, Questa è... soprattutto con il gruppo Alcuni, che lavora da anni, è un gruppo ormai a livello europeo e ho la fortuna di lavorare con loro sia come insegnante per bambini, sia come attore per gli spettacoli per bambini e sia come sceneggiatore dei vari cartoni animati che fanno ormai da anni con un successo strepitoso, lo dico perché sennò mi licenziano, un successo strepitoso. Sono stati anche ospiti Sergio e Francesco in qualche settimana fa, appunto qui a Nord Estate, quindi li conosciamo bene, ma anche perché è una realtà importante, Sì, sì, trevigiana, veneta, ma insomma a livello italiano. nazionale. Davide, beh, intanto ti chiedo, attore e autore, che cosa non ti piace di più, ma magari ti dà più soddisfazione? Magari entrambi in maniera Sì. diversa, però insomma... Guarda, entrambe sono belle, sono molto belle, sono completamente diverse come approccio, perché quando fai l'attore hai il pubblico di fronte, il pubblico che ride è una delle più grandi soddisfazioni che uno può avere. Sì. Li hai di fronte... Soprattutto per un attore comico. Sì, se ridono anche, perché se non ridono è un po' meno un problema. soddisfazione. Bisogna chiedersi qualcosa. Sì, farci delle domande, però di solito ridono, quindi venite ai nostri spettacoli, riderete sicuramente. L'autore è appagante da un altro punto di vista, nel senso che tu crei, ti metti a ideare una determinata cosa e dopo un determinato periodo di tempo la vedi realizzata e quindi è una soddisfazione più a lungo termine, però molto bella, molto appagante anche quella. Come nasce uno spettacolo di cabaret in questo caso? Guarda, osservando, io lo dico sempre quando faccio i corsi, osservate il più possibile, cercate di creare, di inventare il lato grottesco di quello che vedete, lo dicono in molti che c'è sempre il lato divertente di ogni cosa, il cabarettista cerca di trovarlo, vedi una cosa che magari ti può irritare, ti può dare fastidio, ti può far soffrire, che cosa fai? La giri e la fai diventare una cosa comica, i personaggi comici nascono innanzitutto in questo modo, cerchi di girare la realtà o vederla dal punto di vista comico, divertente, insomma. Io ho navigato un po' sul tuo sito davidestefanato.it, insomma anche se avete voglia di curiosare e di andare anche a vedere dove Davide si esibisce con i suoi colleghi e ci sono anche però degli spettacoli di teatro di narrazione Sì, sì. E quindi hai provato anche una cosa diversa. Sì. Allora ho provato e sto continuando a provare anche spettacoli di teatro tra virgolette serio. A me piace molto la comicità, il teatro comico, il teatro tra virgolette serio, come dico, comunque ha sempre una virgola di divertimento, una virgola di comicità.
cerco di raccontare soprattutto la mia realtà, che è quella del Veneto, che è quella lungo il fiume, perché io ho abitato e continuo a abitare lungo il Sile, e di conseguenza mi piace molto, vengo da una famiglia di barcari, facevano tutti i barcari, quindi racconto molto spesso la loro realtà, e è molto divertente anche raccontare, tra virgolette, di questa realtà. E il teatro di narrazione permette di raccontare questo, sia in chiave seria o in Certo, chiave divertente, dove magari umoristica. all'interno ci sono comunque le battute Ci divertenti, devono dove essere, si ride, ci assolutamente si sì. diverte, ma magari Sì. ha quella punta anche di Ma riflessione io più... essere serio non riesco, Non guarda che riesci. maglietta mi sono messo. Sono stata io, Fucsia. lo diciamo insomma Sì, è giusto, per perché è la maglietta più tutti, brutta che ho, questa, l'ho messa la maglietta apposta. fucsia l'ho scelta io. Allora, hai accennato al SIL Sì. e stiamo un po' correndo, ma perché in realtà vogliamo raccontare tante cose. Ci vediamo una brevissima clip che è la sigla di Sì, una sì, sì, parodia ad una fiction famosa sì. che avete fatto, che è Un posto al Sì, SIL. e poi ti Vediamo racconto subito. com'è nata. Poi ti Esatto, racconto com'è vediamo la nata. clip. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più bello si sveglierà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. Scusate, ma Beppi fa ridere solo a guardarlo. Un capolavoro, un capolavoro. Allora, lì tu eri Ambrogio, Io ero insomma, Ambrogio, il il cameriere maggiordomo di di maggiordomo Beppi e sì, Maria. sì. E per Un posto al SIR che cosa ha raccontato? Allora, insomma? bisogna dire, per chi non ci conosce, che noi nasciamo come gruppo di Cabaret Vento, grazie al nostro autore, che è Fred. Abbiamo cominciato a fare una serie di parodie che sono andate molto bene. La prima è stata Il Grande Fradeo, parodia pari pari del Grande Fratello. C'è il signor Beppi e la signora Maria, che sono due contadini veneti che hanno a servizio Ambrogio, questo maggiordomo. E poi su questo filone abbiamo fatto altre parodie. Un posto al Sile prende ispirazione chiaramente da Un posto al sole, se qualcuno l'aveva capito, ed è una sorta di fiction sitcom comica. Noi abbiamo un compito in questa, che è quello di buttare un pesce rosso che abbiamo vinto alla sagra. Dobbiamo Dentro trovare, al esatto, Sile. dentro, dobbiamo Ok. buttarlo nel posto migliore del Sile, ok. quindi noi giriamo tutto il Sile alla ricerca di un posto perfetto per gettare questo pesce. Insomma, il solito delirio classico nostro. Senti, ma tra i personaggi che hai interpretato, a quale sei più affezionato? Insomma, Dondino, guarda, Ambrogio e tutti gli altri. Guarda, figliola, a me Dondino piace tanto, mi raccomando, dopo ti aspetto a confessarsi. Certo, ha un Dondino. paio di ore, spero, perché insomma... Una meno, brava meno. cosetta così, No, dai, meno, dai, meno, dai, meno. Ambrogio mi diverte perché io sarei monologhista, mi piace fare i monologhi, i racconti, invece Ambrogio è un personaggio quasi muto, che va a seguito di Beppe e Maria, quindi è così. La mimica facciale, importante. Certamente, col classico aplomb inglese, non deve fare altro che seguire Mr. Beppe e Mrs. Maria, d'accordo, grazie a tutti. Questi sono i due personaggi ai quali sono più legato, e poi ce ne sono tanti altri, però Degli questi altri sono i due che spettacoli. sono più affezionato, chiaramente. Certamente. Su cosa stai lavorando adesso in particolare? So che tornerete in televisione, insomma, lo possiamo anche dire, dei Sì, colleghi, sì. la emittente locale Telenuovo, quindi insomma da settembre, ma noi li aspettiamo anche qui in qualche maniera. Chiamateci, se voi non ci chiamate non veniamo. Ricominciamo con una nuova trasmissione, si chiama Bepi and Breakfast. Bepi e Maria hanno acquistato un agriturismo Evviva. e accolgono Stanno, questi esatto. turisti, chissà cosa verrà fuori. È importante anche il fatto che, oltre a lavorare con Bepi e Maria, col gruppo appunto Valerio, Davide, Fred, che sono dei straordinari veramente, si sta Ormai creando da quanto anche... vi conoscete? Ci conosciamo da più di 13 anni sì, ormai, ormai veramente. sì, quindi C'è come un una matrimonio. piccola seconda famiglia. Esatto. Assolutamente sì. Però nonostante tutto ci vogliamo ancora bene, è incredibile. Beh, Siamo diventati importante. amici nel corso degli anni, non è stato facile chiaramente, ormai conosciamo pregi e difetti, siamo come dei coniugi praticamente. Valerio Mazzucato è matrimonio sposato che veramente. funziona, ecco, bene. Matrimonio che funziona. E ti dico, la cosa bella è che si stanno creando anche gruppi paralleli da un certo punto di vista, nel senso che il cabaret, la comicità in Veneto sta finalmente diventando qualcosa di importante, comincia ad esserci una certa coesione, ci sono molti gruppi, ci sono, te li cito velocemente, Sì, no, Paolo e parliamone. Max, Franco Fabrica, gli A e B, sono tutti gruppi, poi me ne dimenticherò sicuramente tanti altri e poi me lo diranno via Facebook, mi hai dimenticato. Non mi hai citato. Esatto, ci sono molte realtà e stiamo cercando di lavorare insieme, stiamo cercando di creare un gruppo che possa avere da un certo punto di vista molte chance, perché avere il sindrome dell'orto, cioè la cosa
cosa è mia e non toccarla non è utile a nessuno. È importante fare rete quindi anche nel vostro Stiamo lavoro. cercando di fare questo e sta funzionando. Io adesso torniamo un po' seri, Davide, perché ci interessava capire anche questo, appunto, e in un momento in cui ci vengono in mente i tagli alla cultura che molte amministrazioni stanno facendo purtroppo, e a volte magari era importante anche poter girare attraverso le rassegne comunali, attraverso, piuttosto che a livello insomma, nazionale, i tagli al FUS, al Fondo Unico per lo Spettacolo, che hanno penalizzato chi questa arte insomma, la fa anche per lavoro, esatto. Com'è la situazione? Cioè... chiaramente la situazione sta cambiando negli ultimi anni, cioè, la crisi c'è, la sentiamo anche noi, giustamente noi facciamo gli artisti, cerchiamo di non lamentarci mai, però ovviamente l'abbiamo sentita, nel senso che quando non ci sono fondi i comuni o le varie manifestazioni si impoveriscono e quindi chiaramente ti trovi nella condizione di non poterla fare o farla con dei cachet molto molto bassi. In ogni caso si cerca di fare rete proprio a tal proposito, cioè creare manifestazioni dove possiamo lavorare tutti, creare autonomamente un movimento che possa portare gente, insomma ci cerca di difendersi come tutti dalla crisi, però ovviamente noi la sentiamo come la sentono tutti gli artisti, come la sentono tutte le altre categorie lavorative chiaramente. Certo, e il fatto di lavorare insieme è un esperimento che avete fatto per esempio con Abi Cabaroc, che era appunto questa accennaci velocemente, poi ci guardiamo un estratto. Allora, Abi Cabaroc è una realtà, sono due ragazzi molto bravi, insieme a loro, insieme a Paolo e Max, a Fabrizio De Poi, che è uno degli ideatori della trasmissione, c'era questo contenitore, era la sala di un medico della Mutua che l'interpretavo io, ero il dottor Morbillo, e era un esperimento, si voleva che i vari cabarettisti veneti potessero venire lì, era una trasmissione televisiva, potessero venire lì e fare uno sketch in maniera assolutamente libera. È durata circa un anno, qualche mese, è andata molto bene, poi per vari fattori è stata interrotta, però l'esperimento ha funzionato. Da lì sono nati vari gruppi e la cosa sta continuando in varie direzioni, quindi era un bel esperimento, se vuoi far vedere la Facciamo clip. vedere, grazie, fa tutto lui, praticamente io mi alzo, ciao, no scherzo. Chiediamo a Ruggero che ci faccia vedere la clip di Abi Cabaroc. Un sacco di dolore lei mi deve aiutare, un sacco di dolore non so più cosa fare, dal professor Morbillo voglio farmi curare. La 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 la. Buongiorno dottore. Buongiorno, come va? Malissimo, anche oggi malissimo. Cari miei gemelli siamesi A e B, che problema avete oggi? Il mio fratello siamese ha il singhiozzo contagioso. Non è vero! È vero, ha visto? Allora è vero. Non è vero! Non è vero! Non è vero! Abi Cabaroc, proprio un estratto, perché d'altronde in 25 minuti questo possiamo farvi vedere, ma così vi incuriosiamo. Se andate a vedere sul sito, la trasmissione si chiamava Avanti il Prossimo, gli AIB era uno dei gruppi, hanno ideato la sigla e abbiamo fatto vedere solo questo per esigenze di tempo, ma c'erano moltissimi cabarettisti, se capitate in internet date un'occhiata anche a Avanti il Prossimo. Si diceva la collaborazione tra colleghi e artisti è appunto importante. Cabaret, comicità veneta che si affaccia a livello nazionale come? Allora, è sempre difficile per i veneti uscire dal Veneto, per una questione di linguaggio evidentemente, perché la comicità veneta molto spesso gioca sul linguaggio più che sulla situazione comica. Resta il fatto che invece ci sono molte realtà venete che stanno uscendo, Balasso in primis anni fa, però ce ne sono moltissime altre. Certo, magari Zelig, la trasmissione principale di Cabaret, vede pochi veneti presenti, però ci saranno anche pochi abruzzesi, penso. Ci saranno pochi marchigiani, non lo so, nel senso che probabilmente nessuno dei veneti in questo periodo ha trovato la formula adatta a quel tipo di forma. Resta il fatto che noi veneti qui ci divertiamo troppo. Nel senso siamo estremamente liberi, possiamo fare la comicità che vogliamo, abbiamo i tempi che vogliamo e quindi è molto piacevole anche questo, non dobbiamo rimanere chiusi dentro a determinati paletti e questo da un certo punto di vista ci gratifica a tal punto che ci interessa poco anche uscire. Però qui si lavora e c'è da lavorare per tutti se si ha voglia di farlo e se si fa bene. E chi vi dice basta con sto Veneto, basta il dialetto, basta... Ce ne sono tanti che dicono basta con questo Veneto, però la risposta del pubblico è talmente bella che
E perché dovremmo smettere? Quando noi facciamo una serata, ci troviamo 1000 persone che vengono e ripetono i nostri tormentoni, e Beppi insegna, Valerio Mazzucato insegna, abbiamo gente che ci riconosce per la strada, che vuole che parliamo così, chiaramente Giustamente fa da controaltare vi e decidiamo di accontentate, continuare. E insomma. poi vi divertite anche voi, Sì, insomma, tanto, immagino, tanto, perché se no tanto. non lo fareste. Parlavamo anche di laboratori prima, Sì, però, quindi sì, sì. anche per chi magari è interessato, adesso si è fermato, ad ascoltarci e ha voglia di così iniziare un'esperienza teatrale, cabarettistica o anche no, O insomma. anche no, anche no. Allora, diciamo che Treviso è tornata ad essere un po' un fulcro da questo punto di vista, nel senso che ci sono vari laboratori. Mi fregio di tenere molti di questi laboratori, sono laboratori per adulti di cabaret, teatro comico oppure teatro classico. Per quanto riguarda i bambini, al Teatro Sant'Anna teniamo un laboratorio per bambini ormai da anni che sta andando veramente molto bene, quindi vi invitiamo a iscrivervi se ai più piccoli interessa, e i più grandi possono scegliere il tipo di approccio teatrale che preferiscono, quindi approccio comico, divertente o approccio più classico del teatro. Quindi se volete c'è anche il sito in sovraimpressione, mi piace fare questa cosa, c'è il sito in sovraimpressione, potete prendere le informazioni Eccolo e qui. chiamare per ogni genere di laboratorio che vi interessa. Torno serio. Ah, perché non eri serio adesso? No, sembravo serio? Va bene. Dicevamo, Treviso è appunto una fucina, se vogliamo, anche di sperimentazione, Sì. così come anche Padova in realtà, e Venezia invece un po' più per il teatro, diciamo. Sì, ad alto livello, definiamolo sì, così. di alto livello. Anche se, voglio dire, nulla a togliere, hai Assolutamente. molti giovani che sono veramente in gamba e che offrono degli spettacoli di qualità anche, appunto, anche se non rinomati come altre compagnie. Uno degli spazi che per esempio mi hai detto tu, io sono molto felice di Sì. averlo saputo perché avevamo fatto un servizio sulla chiusura un anno fa e quindi è lo Spazio Paraggi, Sì. che è uno spazio alternativo però anche molto molto creativo. Assolutamente, Spazio Paraggi riapre ufficialmente il 7 di settembre. È uno spazio a Treviso dove da sempre si fanno mostre fotografiche di altissimo livello. Pensare che una mostra dello Spazio Paraggi a Treviso, alcune fotografie le ho ritrovate alla Guggenheim a New York quando sono andato a recitare, perché dovevo recitare lì in un festival, e quindi merita. Oltretutto questo spazio adesso è diventato uno spazio anche teatrale, uno spazio dedicato alla biodanza, uno spazio dedicato al cinema, e quindi finalmente c'è uno spazio a Treviso che permette alla gente di uscire, uno spazio dove si fa cultura. Riapre il 7 di settembre, quindi se vi capita iscrivetevi alla mail list perché le iniziative sono veramente tante e merita. È uno spazio dove io ho fatto molti corsi e molti spettacoli. Esatto, e avevamo paura che diventasse in realtà un negozio di Sì, sì, non so, di intimo, abbigliamento, di esatto. intimo doveva diventare, a me E non quindi- dispiaceva, intimo, però è tornato luogo di cultura. Però, Meglio, meglio. E giusto per agganciarci, vi facciamo vedere appunto qualche altro secondo di uno spettacolo, di una serata di Davide, proprio all'interno dello Spazio Paraggi. Io faccio parte di una generazione pre-PlayStation, generazione che si divertiva con le filastrocche. Adesso ne dirò alcune, io spero che qualcuno me ne dirà delle altre. Ad esempio, vi ricordate quello che faceva? Mannina Bea, fatta penea, dove sei tu stata? Da una Bea, rossato mangià, pane e latte. Grazie, 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 grazie. A me guardavo a mano. Dove sei tu stata senza dirmi niente? Poi c'era un'altra, quando c'erano le lumachine, vi ricordate? Si ritraevano. Cioè, Tony, Tony, tira fuori i coni, se no te maio. Tony, Tony, tira fuori i coni, se no te maio. Ignorando che in Francia mangiava lo stesso. Pure un'altra ninna nanna che facevano era ninna nanna, ninna o, sto puteo chiuderò all'uomo nero che si ottenga un mese intero, chiuderò alla Befana che si ottenga una settimana. Io pensavo, meglio Befana, sì, dopo 7 giorni in sua casa, Marco. Oppure c'erano delle altre, c'era questa che era una sorta di show di lingua che faceva sul campanile di Maia Mocco, che era 44 Juan Quandrico e Otti. Quando che canta Juan Quandrico e Otto, canta tutti gli altri 44 Juan Quandrico e Otti. E mi sono sempre chiesto cosa sia un Juan Quandrico e Otti. Io mi immaginavo una roba piccola e pelosa che cantava, tipo Cocciandra, una roba così mi immaginavo. Oppure ce n'era un'altra che faceva, aspetta, che faceva, sì, la storia di
Oppure ce n'era un'altra, ce n'era un'altra, ce n'era un'altra. Cos'era a metà tra la tradizione Sì, e la esatto, riprende comicità? un po' i perché, insomma, ricordi di me bambino, erano le storie di mio nonno e le filastrocche che mi raccontava. Quindi No, non nasceva da emozionarti questo. così. No, non mi emoziono, una storia sia intento che dura tanto tempo, che mai non si destriga, avuto che ti racconta e avuto che ti dica. Questa era quella che Esatto, avanzava. è vero, è vero, è vero. È bello perché ci si riconosce tutti, insomma. Il Veneto è bello anche per questo, nel È bello senso che anche per porta con questo. sé una serie di tradizioni, di sapori, di emozioni e quindi riproporlo permette anche alla gente che ti vede di tornare un po' indietro, tempi ormai che sono dimenticati, chiaramente. E poi, insomma, in tempi difficili, come hai citato anche tu prima, è anche importante ridere e quindi Sì, avete sì, anche sì. un compito quasi sociale, direi. Una in questo funzione momento. terapeutica, Esatto. una funzione terapeutica, quella di ridere. Chiaramente ce lo dicono spesso, qual è la più grande soddisfazione che c'è, la più grande soddisfazione è vedere la gente che si diverte. Una volta una nonnina è venuta da noi alla fine di uno spettacolo e ci ha detto che noi le facevamo compagnia, era rimasta sola per una serie di motivi. E un momento bello della sua giornata è quando ci vedeva in televisione e rideva. Per noi questa è la più grande soddisfazione. È giusto trasmettere messaggi, per carità, però Certo. ridere per ridere è una cosa bellissima e fondamentale e noi penso cerchiamo di farlo. che non sia una cosa indifferente, Beh, davvero, no, a no, livello veramente. personale. Siamo in chiusura, Davide. Beh, rimandiamo un po' al tuo sito, davidestefanato.it. Su che cosa stai lavorando proprio adesso, al di là della ripresa televisiva appunto Sì. di Beppe e Maria? Qualcos'altro? Guarda, come tutti i settembre, giustamente Dacci stiamo qualche, lavorando. insomma, cosa che non si sa in giro, non si può. Mi sposo? No, sto scherzando, se Evviva! la mia fidanzata a casa. Dopo la adesso- maglietta non lo so, No, mi sinceramente. mollerà perché ho messo questa maglietta che lei odia. No, stiamo ricominciando varie cose, quindi stanno ricominciando i laboratori, stanno ricominciando le nuove trasmissioni, stanno ricominciando i nuovi spettacoli, perché anche con Beppe Maria ricominceremo i nuovi spettacoli. Insomma, settembre è un bel mese, pregno di nuove iniziative. Per vedere quali sono queste iniziative, collegatevi al sito www.davidestefanato.it. Sono talmente tante, non abbiamo il tempo di dirle tutte, controllatele da soli. E Va quindi bene? associazioni culturali, amministratori che magari avete ancora qualche soldino messo da parte, far ridere è una cosa insomma importante e positiva e Assolutamente. divertirsi è una cosa che sicuramente tutti apprezzano e quindi noi Me lo la auguro, sponsorizziamo. me lo auguro. Vi aspettiamo qui da noi, adesso Volentieri, ne parliamo fuori volentieri. onda. Sì, dai, adesso ne parliamo e poi saremo qui tra poco anche, Esatto. probabilmente. Grazie a voi, ciao a tutti, grazie a te. Davide. Noi come ogni martedì ci lasciamo con la rubrica di libri a cura di Stefania Carlesso e Marco Cavalli per un ultimo suggerimento, insomma, anche estivo. Grazie, alla prossima. Il melodramma italiano è un'opera d'arte tutta speciale, costruita sul ciglio d'un abisso di ridicolo. Ci si sostiene a forza di genio. Da un secolo questo equilibrio prodigioso si verifica. È qualcosa come del combustibile. S'accende per confricazione fra ribalta e platea, fra un tenore e il loggione. D'effetto vivo ed immediato, il melodramma è fatto di quella musica che si chiama, da Stendhal fino ai nostri giorni, la musica fisica, categoria nella quale primeggiano Rossini, Donizetti e Verdi. In un certo senso, e durante un certo periodo, per un popolo come il nostro, il melodramma è stato, per così dire, la macchina infernale. I piccoli teatri di una volta erano, se si può dire, delle rosticcerie del sentimento pubblico. Un podio da saltimbanchi, 4 lumi a petrolio e qualche testa da morto bastavano all'uopo. Fra il pubblico e gli artisti in un lampo s'avverava il contatto ed erano grida, bracci, fischi, baci e coltellate. Oggi il melodramma vive i suoi tardi giorni, pieno d'acciacchi, ma vive ancora, crudo, concreto, atavico, così com'è e come è sempre stato. Sarà certo meno antico del Colosseo, per esempio, o della Torre di Pisa, ma è più vecchio, infinitamente più vecchio. Il libro di cui parliamo oggi è un po' particolare, perché particolare è il suo autore, forse misconosciuto alla maggioranza dei lettori. Si tratta de Il paese del melodramma di Bruno Barilli, pubblicato da Adelphi. È una specie di libro per dandy o per happy few, per pochi eletti, ma in realtà ha una fama immeritata perché il suo autore Bruno Barilli, musicologo, compositore, saggista, giornalista,
È stata una personalità di primo piano nel mondo letterario italiano. Lui è morto nel 1952. Veniva da una famiglia parmense di compositori che, per chi va a Parma, il nome Barilli è noto a tutti, e soprattutto era un appassionato divulgatore musicale, forse il primo grande divulgatore musicale del XX secolo che ha avuto l'Italia. Quasi tutti i critici musicali che sono attivi adesso dichiarano il proprio debito da Bruno Barilli. Perché questo libro? Perché Il paese del melodramma, che è il primo libro di Barilli pubblicato tra il 1930 e il 1946, è un grande, appassionato, un po' farneticante, no? un po' delirante tributo, omaggio all'opera italiana, quindi al melodramma italiano, nelle figure di Giuseppe Verdi, Puccini, Niccolò Paganini, insomma tutti coloro che hanno contribuito a portare il melodramma diciamo così, al grande spolvero in Italia, perché quasi forse qualcuno non lo sa, ma il melodramma è una forma artistica e musicale peculiarmente italiana. In Francia, per esempio, l'opera non è seguita come da noi, e la Traviata non susciterebbe i consensi che suscita da noi, anche perché è intrisa di cultura italiana. Ecco, di cosa è intrisa un'opera lirica? Bene, Barilli cerca di dirlo in questo romanzo, che è proprio il romanzo della musica, e la caratteristica di Barilli è il suo stile. Non scrive come un musicologo, scrive come uno scrittore appunto da una tarantola, quindi moltissimi aggettivi, moltissimi avverbi, una prosa che è tutto uno scoppiettante fuoco di fila di trovate, di immagini, di metafore, di solito iridescenti, che non si sa bene che cosa voglia dire iridescenti, ma insomma vuol dire scarlatte, no? Vuol dire impressionanti. Naturalmente il dio d'amore di Bruno Barilli è Verdi, non poteva essere diversamente. Il paese del melodramma racconta l'impatto che ha Verdi nella cultura italiana, non solo musicale. Per esempio, Verdi, secondo Barilli, è stato colui che ha espresso i sensi, la vita della fisiologia attraverso la musica. Quindi quanto di più anti-intellettualistico si possa immaginare. Quindi le grandi passioni che ha raccontato Verdi non sono passioni disincarnate. Per esempio la passione erotica che ha raccontato Verdi, ecco, per esempio nel Rigoletto o per esempio nella Traviata, ecco, che per Barilli è una passione divorante, una specie di un'ossessione, e lui sottolinea questa matrice ossessiva e le rintraccia le origini nel mondo contadino, no? Dove appunto le tinte sono sempre forti e le passioni totalizzanti.